giuria conferisce il premio Trinachia a quest'opera perché si distingue per la sua straordinaria capacità di risignificare l'iconografia classica siciliana, traghettandola con freschezza e audacia nel dibattito contemporaneo. Attraverso la sintesi visiva folgorante, l'illustrazione trasforma la figura della Medusa e il millenario simbolo del triscere in un'immagine di rinascita e protagonismo. Le tre gambe che storicamente rappresentano i promotori della nostra isola non sono più soltanto confini geografici, ma vettori di un movimento dinamico che scaturisce dal pensiero e dall'identità di una giovane donna. I punti di forza che hanno determinato l'assegnazione del premio sono l'evoluzione del simbolo, la scelta di sostituire il volto della Gorgone con quella sorridente di una ragazza che ribalta il mito, non più uno sguardo che pietrifica, ma un volto che irradia vitalità e apertura. E la valenza civile, il dettaglio del microfono conferisce all'opera una dimensione politica e sociale profonda, rappresenta il diritto alla parola rivendicato dalle nuove generazioni siciliane, trasformando l'isola da terra del silenzio a luogo dell'ascolto e dell'autodeterminazione. Emozionata. Io quando ho fatto questo disegno l'ho fatto di getto, come tutte le cose inaspettate dalla vita. L'ho fatto di getto e mentre stavo disegnando mi usciva fuori una sensazione di liberazione, di leggerezza, di spontaneità. La cosa di mettere il microfono praticamente sono io in questo momento, sto parlando a voi, a questo meraviglioso pubblico. Vi ringrazio per avermi concesso questo premio. Siete meravigliosi tutti quanti, grazie.